Sanità, lavoro, sicurezza sono questi gli aspetti che maggiormente preoccupano i trevigiani, secondo il sondaggio effettuato dalla UIL del Veneto su un campione di 20.000 persone. Per quanto riguarda la sanità, il tema più importante non sono le liste d'attesa come ci aspettavamo, ma è il rapporto con i medici di base. Una medicina territoriale che non fa più da filtro. Per quello che riguarda il lavoro, il problema non è trovare un posto di lavoro, ma avere un posto di lavoro di qualità che sia ben remunerato e sicuro. E sono soprattutto i giovani a non ritenere più il lavoro una priorità assoluta, ma cercano un'occupazione che consenta di conciliare di più vita, tempo libero e lavoro. Per quanto riguarda la sicurezza, sono ancora i giovani a stupire, in particolare nella fascia d'età sotto i 18 anni. E qui i ragazzi ci hanno risposto che il loro problema è il discorso del bullismo. Ecco perché la Will Veneto adesso ha cercato di creare uno sportello virtuale per dare una mano a questi ragazzi che si vedono in forte difficoltà. Sentire questi ragazzi giovani che ti dicono noi dobbiamo lasciare la scuola, raccontiamo ai nostri genitori che la lasciamo perché non ci va più, ma in realtà è perché siamo bullizzati, ci ha fatto molta tristezza. Di qui la creazione di un sistema che avvicini le istituzioni ai giovani con uno sportello virtuale che da Treviso e Belluno verrà ora esteso a tutta la regione. Abbiamo messo in tutta Treviso dei volantini per dare la possibilità ai ragazzi di mettersi in contatto con noi e tramite poi delle strutture o comunque degli interventi, noi abbiamo avuto l'aiuto anche da parte di volontari dell'Arma dei Carabinieri che vengono poi indirizzati anche qua in anonimato per quello che possiamo verso dei servizi che possono dare loro delle risposte.